Amici di Fanner, ben ritrovati dal Pala to Live in Roma, Serie A2, seconda giornata. Si sfidano la Capitolina Marconi e il Cagliari, entrambe desiderose di rifarsi dopo la sconfitta nel primo turno. Andiamo a leggere le formazioni di entrambe le squadre. La Capitolina Marconi con Rossi Merighi, Pio, Cerchiari, Biasini, Leandri, Ciaralli, Ugherani, Di Pascaggio, Costi, Alfonso, Mongelli e Becchi, a disposizione dell'allenatore Beccaccioli. Per quanto riguarda il Cagliari invece Zanatta, Dessi, Barbieri, Serginio, Piaz, Victor Lopez, Albert, Mura, Costa, Murru e Azzori, a disposizione ovviamente dell'allenatore Gabriele Licheri, anzi Enrico Cocco. Il dirigente accompagnatore invece è il signor Gabriele Licheri. Il Ciampino Anni Nuovi ha battuto la Capitolina Marconi nel primo turno 4-3, un risultato pirotecnico. Il Cagliari invece è caduto in casa contro il Real Arzignano per 2-0. Primo pallone che sarà a disposizione del Cagliari, che attaccherà da destra a sinistra in maglia rosso-blu. Ecco il fischio dell'arbitro, risponde come detto la Capitolina Marconi in maglia gialla, maniche nere, calzoncini bianchi, da sinistra verso destra. Cerca subito il Cagliari il primo affondo. La sfera che se ne va però in fallo laterale. Poi lo scambio con Rossi Merighi. Ci prova Ciaralli. Il giro palla della Capitolina con Ugherani, il lancio lungo in avanti. Viene controllato da Victor Lopez che non ha problemi. Rimessa in gioco per il Cagliari. Ancora un tentativo in avanti, la buona chiusura di Ciaralli che favorisce l'intervento di Rossi Merighi, il quale può rilanciare in avanti direttamente tra le braccia di Murru, che compie il primo intervento della gara. Victor Lopez prova subito da fondo, la scivolata perentoria a chiudere di Cerchiari. Già in gol nella prima giornata, nonostante la sconfitta del proprio team. Il sinistro intanto di Mura. Non corre rischi Rossi Merighi, che può comodamente rimettere in gioco con le mani Ugherani. Il tocco corto da quest'altra parte. Ancora Ugherani, Cerchiari, la verticale intercettata. Victor Lopez favorisce l'uscita di Murru, che prova con i piedi a cercare Victor Lopez. Adesso Piaz, Serginio, buono il suggerimento in avanti, 1 contro 1, la possibilità, il sinistro, ancora una volta la chiusura difensiva della Capitolina Marconi. Cagliari che sembra essere partito meglio in questo avvio di gara. Victor Lopez allarga dall'altra parte. Ancora un fallo laterale con Serginio sul pallone, c'è Victor Lopez all'indietro, trova proprio lui la conclusione. Il destro se ne va sul fondo, ancora una volta controlla senza problemi Rossi Merighi. Cerchiari all'indietro, la pressione feroce del Cagliari subito in questo avvio. Cerchiari guadagna un buon fallo laterale.
gestisce il pallone all'indietro, poi ancora un tentativo con il pallone che se ne va ampiamente sul fondo. Victor Lopez all'indietro per Murru. Si fanno sentire i tifosi della Capitolina Marconi. Sbaglia lo stop Piaz e dunque rimessa laterale ancora una volta per la Capitolina Marconi. Il giro palla, gestisce Pio, buono il tocco per Cerchiari, leggermente lungo, può far uscire la sfera Victor Lopez. Murru, pallone lungo con le mani, l'aggancio così, recupera bene Ugherani, ancora una volta impreciso il numero 8 di casa. Non ci sono state particolari occasioni fino a questo momento, siamo soltanto però al secondo minuto di gioco. Sempre 0-0 tra Capitolina Marconi e Cagliari. Pio all'indietro, Ciaralli, buono il tocco per Cerchiari, 1 contro 1, Cerchiari rientra sul destro, viene chiuso però dalla retroguardia ospite, va all'inseguimento del pallone Victor Lopez, non riesce. Cerchiari, Ugherani, a testa alta il numero 8, il tocco corto, rischia un po', alla fine la rimessa è per il Cagliari, con Victor Lopez sul pallone. Serginho rientra sul destro, la finta, ancora Serginho, ha un po' di spazio per cercare la conclusione, la trova deviata, facile la presa per Rossi Merighi. Prova a salire di intensità la Capitolina Marconi, troppa imprecisione però verso i compagni da parte di Ciaralli. Gestisce la squadra ospite con Serginho, il lancio lungo in avanti, Merighi esce con i piedi. Victor Lopez, Serginho nel cerchio centrale del campo, la possibilità dell'1 contro 1 per Piaz, non c'è fallo, si può giocare secondo il direttore di gara. Entrata intanto Becchi, 1 contro 1, la possibilità per il tiro, la grandissima parata da parte di Murru, c'è un cartellino giallo intanto. È entrato Becchi nella Capitolina Marconi. Rimessa in gioco, va con il sinistro Ciaralli, la copertura di Serginho che perfeziona il disimpegno, guadagna un ottimo fallo laterale che fa respirare la propria squadra in un momento difficile. Si fa vedere Piaz, Victor Lopez, Serginho, il giro palla, prova a velocizzare l'azione la squadra ospite con i propri giocatori. Recupera però molto bene Ciaralli, possibilità dell'1 contro 1, viene fermato da Serginho che guadagna anche la rimessa in gioco. Pallonetto da quest'altra parte in area di rigore, controlla la difesa di casa che ricomincia con calma dai piedi di Ciaralli, poi il tocco all'indietro, Cerchiari, poi Becchi sull'out di destra, viene pressato altissimo da Piaz, esce Murru con i piedi, Serginho, il capitano del Cagliari, allarga dall'altra parte, buona possibilità per la formazione rossoblu, ancora Serginho, 1 contro 1 di Piaz, si accentra Piaz, scarica dall'altra parte, ancora una volta l'1 contro 1 che viene tentato invano da Albert. Chiamato il controfallo.
c'è Costi già pronto sul punto di battuta, è rientrato Ugherani nel frattempo per la Capitolina, anche Alfonso prova subito a far ruotare i giocatori. Ancora una volta un lancio senza fortuna. Orizzontale di... E poi il calcio d'angolo, il primo della gara guadagnato dal Cagliari. Sul pallone Serginho. Si fa vedere Albert. La palla invece è all'indietro per il destro, pericolosissimo, che se ne va però sul fondo. Rischia questa volta Rossi Merighi. Sfera comunque out, si riparte da Ugherani. Becchi. È entrato Costi, l'abbiamo detto anche in precedenza. Poi Alfonso. Buono il palleggio della Capitolina Marconi con Alfonso all'indietro. Costi prova l'1-2, intercetta tutto però il Cagliari con Serginho. Poi Costa, ancora Serginho all'indietro, Victor Lopez, poi Serginho sbaglia il tocco favorendo l'intervento di Ugherani che di testa serve comodamente Rossi Merighi, addirittura da terra il colpo di testa del numero 8. Becchi, Costi, lancio in avanti alla ricerca dei Becchi, deve chiudere come può Serginho che spara il pallone direttamente in tribuna. Costi, non c'è movimento, si fa vedere Ugherani, preferisce andare sul secondo palo da Becchi. Anche qui tanta imprecisione dei ragazzi in maglia gialla, senza pericoli Murru finora. Va lungo con le mani l'estremo difensore del Cagliari, stavolta Rossi Merighi. Costi in orizzontale da quest'altra parte per Alfonso, il tocco all'indietro, prova con il palleggio ma ancora una volta sbagliano i ragazzi di casa. Molto bene il palleggio della Capitolina Marconi dalla porta alla metà campo, poi in zona offensiva tanta difficoltà a creare occasioni. Murru, il pallonetto lunghissimo in avanti, la spizza come può Costa, nulla da fare. Alfonso, Costi, il lancio lunghissimo alla ricerca di Alfonso, 1 contro 1 Alfonso, il vantaggio della Capitolina Marconi, 1-0 quando siamo giunti al 6° minuto di gioco. Grande palla di Costi, chiude bene Alfonso, 1-0. Gran gol di Alfonso, dunque dopo una grande palla di Costi in profondità lo scatto del numero 11 è stato premiato con il gol, bellissimo il suo sinistro sul primo palo. Vediamo adesso la reazione del Cagliari con Dessi all'indietro per Murru, lancio teso in avanti, la chiusura proprio di Costi, ancora Dessi, 1 contro 1, il destro di Serginho rimpallato in fallo laterale. Ancora la rimessa, Serginho, scivola Ugherani, Serginho all'indietro, la conclusione che viene fintata, poi ancora Serginho, non è andato subito al tiro. Victor Lopez mettendo in difficoltà anche Serginho, che è riuscito comunque a guadagnare una buona rimessa in gioco in zona offensiva. Si fa vedere Dessi all'indietro, il tocco di Alfonso, Sfera che se ne va fuori dall'altra parte.
Serginho guarda il piazzamento dei compagni, prova ad andare sul secondo palo, il destro, poi il miracolo di Rossi Merighi sotto misura, ancora il contropiede, poi sbaglia tutto, la palla che se ne va sul fondo, chiede il pallone Murru. Sale di intensità il match dopo il vantaggio firmato Alfonso al 6° minuto. Tessi all'indietro, prova il suggerimento, viene fermato. Poi l'intervento deciso ma sul pallone di Mura che si spiega anche con l'avversario. Ugherani sul pallone. È salito decisamente di intensità il match, poi il sinistro di Ugherani, la parata di Murru. Poi dall'altra parte spera che se ne va tra le braccia di Rossi Merighi. Con calma Cerchiari per Costi. Cerchiari, Ugherani. Buono, come detto, il palleggio della Capitolina Marconi, sterile però in questo frangente. Si prova Cerchiari, ancora all'indietro. Costi, prova ad andare da solo, Costi, 1 contro 1, Costi! In 2 tempi Murru. Ha provato la percussione personale, poi l'errore di Serginho. In difficoltà il Cagliari dopo il vantaggio del team di casa, firmato come detto al 6° minuto da Alfonso. Ciaralli, Ugherani, c'è il movimento di Pio, non viene premiato, allora si va da Cerchiari. 1-2, tentato il fallo, viene anche ammonito Piaz, che oltre al fallo si è lasciato andare ad una reazione scomposta. Subito sedata dal direttore di gara con il cartellino, si va a spiegare anche con Cerchiari. Eccesso di foga anche nelle proteste. Si gioca comunque con Becchi. Si fa anche vedere in avanti Ciaralli. È rientrato in campo il capitano, poi il colpo di testa. Buona possibilità per la squadra ospite. Il tackle scivolato falloso di Ciaralli che arriva l'intervento sul pallone. Si scaldano gli animi, ancora un cartellino giallo, il terzo del match, questo è il primo per la Capitolina Marconi. Sul taccuino dell'arbitro il capitano Ciaralli. Time out richiesto dal Cagliari. Si sta per riprendere il gioco con il calcio di punizione in favore del Cagliari dopo il fallaccio di Ciaralli, che si è preso anche il giallo. Sul pallone Victor Lopez, lunghissima rincorsa del numero 8 ospite. Da questa parte c'è Serginho, probabilmente andrà alla conclusione in porta, soltanto Ciaralli in barriera. Parte Victor Lopez, il suo destro violentissimo, la palla che se ne va sul fondo di poco. Rossi Merighi, Cerchiari, Ciaralli. La pressione è altissima, come vuole il coach Enrico Cocco del Cagliari. Ora il contropiede, la possibilità, poi l'intervento di Becchi, ancora un fallo, calcio di punizione per il Cagliari, proteste feroci della panchina di casa. Serginho sul pallone, il fallo su Mura è stato punito con il calcio di punizione. Sono 2-2 i falli in questo momento. Serginho va a discutere con Victor Lopez, sarà lui però ad incaricarsi della battuta. Ancora una lunghissima rincorsa, va con il destro Serginho, la parata di Rossi Merighi che mette la sfera out.
fallo laterale. Il pallonetto sul secondo palo, la conclusione sbilenca di Dessì. Anzi, era proprio Victor Lopez. Becchi rischia qui la Capitolina Marconi, il contropiede con Victor Lopez, 1 contro 1 dall'altra parte, viene messo giù Mura da Becchi, questa volta non c'è il fallo, proteste, anzi si trattava, no, era proprio Mura, non c'è stato il fischio del direttore di gara. Allora c'è Ralli, Becchi, dall'altra parte c'è un po' di spazio, può salire la Capitolina Marconi con Pio, da quest'altra parte Cerchiari, 1 contro 1, Cerchiari sbaglia il controllo e regala la rimessa in gioco al Cagliari, occasione sciupata dal team di casa. Sbaglia tantissimo anche il Cagliari in questo avvio con Mura. Ciaralli alla battuta, c'è Becchi che si fa vedere all'indietro, viene servito così e così da Ciaralli, poi la copertura di Serginho, non riesce ad uscire dalla propria area di rigore il Cagliari. Ancora Ciaralli alla battuta di questo fallo laterale, difende ovviamente a piano organico il Cagliari, prova ad andare in mezzo Serginho, però intercetta il pallone, 1 contro 1 con Ciaralli. Serginho prova con l'esterno, grande palla, grande idea. Il liscio di Becchi però inganna anche Victor Lopez. Rientra anche Dessì in campo per gli ospiti. Ciaralli. Ancora una volta errato il suo suggerimento all'indirizzo di Ugherani. Rimessa di Serginho. Dessì. Dall'altra parte 1 contro 1 di Mura. Alla palla sul mancino, prova a rientrare la conclusione di Mura. Anzi si trattava di Albert. Pio. Costi. Prova il face to face con Victor Lopez, preferisce scaricare all'indietro. Ancora c'era lì, buono il tocco all'indietro per Costi. In orizzontale c'è Pio che si fa vedere. Pio, la palla lunghissima in avanti, deve sbrogliare la situazione ma deve anche regalare necessariamente il pallone agli avversari. Continua intanto l'incitamento dei tifosi della Capitolina Marconi, rumorosissimi. Albert, buono il movimento di Piaz, 1 contro 1, Piaz, la spallata a Pio. L'ultimo a toccare è il giocatore della Capitolina Marconi, sarà calcio d'angolo per gli ospiti. Pallonetto, poi il destro rimpallato, ancora Dessì con la testa, sbroglia la situazione Pio, rimessa laterale dalla parte opposta. Dessì, si fa vedere Piaz, la sua conclusione viene rimpallata, dall'altra parte Murru con i piedi, si porta la sfera in area di rigore. Piaz, Albert, Dessì, buono il movimento, la chiusura però prontamente effettuata da Ciaralli in fallo laterale sulla grande iniziativa di Victor Lopez. Sul pallone sempre Dessì, c'è Victor Lopez all'indietro, vediamo, cercherà proprio il numero 8, subito rimpallato. Chiama lo schema Victor Lopez. Poi Mura.
L'1 contro 1 di Victor Lopez all'indietro, il numero 8. Dessì prova con il sinistro, ci mette la manona Rossi Merighi, la sfera sarebbe terminata comunque fuori, non si è avveduto di questo l'estremo difensore di casa. All'indietro Victor Lopez, preferisce andare in mezzo Dessì, il destro al volo deviato di Piaz. Chiama ancora lo schema Dessì, si va a vedere sul primo palo Mura, ma la palla va ancora fuori. Victor Lopez in verticale, 1 contro 1. Si fa vedere Dessì, ha un po' di spazio per la conclusione, preferisce scaricare sull'out di destra, ancora verso Mura, fermato dall'intervento di Pio, che guadagna anche la rimessa in gioco in favore della Capitolina Marconi. Il time out richiesto dalla squadra di casa. Si ricomincia a giocare con la rimessa in gioco per la Capitolina Marconi, l'1 contro 1 di Becchi, viene fermato dall'intervento di Dessì, all'indietro per Murru. Costi, non c'è fallo su di lui. Murru, Piaz, il pallonetto difficile da controllare. C'è intanto l'arbitro che va a richiamare la panchina della Capitolina Marconi, minacciando provvedimenti. Alza questo pallone a campanile Costi, controlla Piaz, ma la rimessa è ancora per la squadra di casa, sempre in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Alfonso al 6° minuto di gioco. Costi va in verticale, la chiusura di Dessì favorisce Mura, anzi Albert, poi Dessì, ancora Albert in avanti, il suggerimento per Piaz, buono il controllo, Piaz salta il portiere, all'indietro scivola Dessì clamorosamente favorendo l'intervento di Becchi, il fallo ai danni del numero 23, calcio di punizione e cartellino giallo ai danni di Albert. Occasionissima dunque per il Cagliari, vicinissimo al pareggio, è scivolato Dessì al momento della conclusione. Costi, si lamenta con i compagni, poi lascia il compito della battuta ad Alfonso. Trama offensiva di Becchi, il colpo di tacco per Alfonso, la chiusura perentoria di Victor Lopez che favorisce l'intervento di Piaz. Rossi Merighi chiama alla calma i suoi. Becchi nel cerchio centrale, ancora il numero 23 che prova ad andare da solo, ancora Becchi fermato dall'intervento di Albert. Dessì all'indietro, è rientrato Serginio al posto proprio del numero 3 Dessì. Albert, Serginio, Piaz, vuole il pareggio il Cagliari, rimessa in gioco per la squadra rossoblu che viene invertita dal direttore di gara a 2 passi, non ha avuto esitazioni, non ha neanche protestato Victor Lopez. Rimessa per Becchi, lancio in avanti, Piaz si va a scontrare con Ugherani, protesta la panchina di casa. Serginio subisce la carica ma resiste, poi il pallone ottimo di Albert. Serginio, il controllo, chiedono un tocco di mano i giocatori ospite, non è di questo avviso il direttore di gara. Attenzione adesso il contropiede, 3 contro 1 per il Cagliari. Piaz era solo ma ha sbagliato completamente Albert. Grande l'intervento di Costi.
Serginio ha superato i 4 secondi, rimessa affidata alla Capitolina Marconi, controfallo. Pronto a rientrare Ciaralli, in questo momento il numero 7 ha ripreso posizione. Pio, ancora Ciaralli. Becchi, pressa altissimo come sempre il Cagliari. Ciaralli prova la verticale, intercettata da Serginio, controvia dei Cagliari, ancora Serginio porta il pallone sul destro. Comoda ancora una volta l'uscita di Rossi Merighi. Becchi, Pio pressato da Serginio, ancora Pio riesce a liberarsi di 2 avversari. Pio dall'altra parte, all'indietro Ciaralli, prova il sinistro Ciaralli, la parata di Murru, calcio d'angolo. Calcio d'angolo dunque per la Capitolina Marconi. All'indietro il pallone, poi il sinistro, ancora Murru, decisivo sul tentativo di Becchi dalla distanza. Sarà ancora corner. 5 minuti al termine di questo primo tempo avvincente. Il risultato è di 1-0 per la Capitolina Marconi. Ancora una volta palla fuori, Ciaralli, il sinistro, ancora Ciaralli. Ha la possibilità di riprovarci, il suo sinistro deviato. Sarà ancora una volta il calcio d'angolo, il terzo consecutivo in quest'ultimo minuto di gioco. Pio all'indietro, il destro, questa volta sbilenco di Becchi. Murru chiama lo schema. Lancio lunghissimo con le mani, il colpo di testa di Ciaralli, guadagna metri preziosi il Cagliari. Si gira benissimo, prova il sinistro in mezzo, Costa controlla Rossi Merighi, la sfera ha colpito l'esterno della rete. Ciaralli, ancora una volta il lancio sbagliato, non si è inteso il capitano della Capitolina con Pio. Serginio in orizzontale alla ricerca di Albert, 1 contro 1. Albert prova il doppio passo, fermato in fallo laterale da Becchi, che reclamava anche la rimessa in gioco. Si è spiegato però con Albert. Rimessa battuta, Serginio, Costa con il tacco, poi il suggerimento in avanti, buona l'azione, è un gol bellissimo quello del numero 10 Mura, che al termine di una grandissima azione ha trovato il gol dell'1-1. Pareggio dunque del Cagliari, prova il portiere di movimento, la Capitolina Marconi con Costi, sbagliato però il passaggio, deve tornare, poi si arrabbia il direttore di gara, ma è stato intelligente Becchi che ha permesso a Rossi Merighi di riprendere la propria posizione tra i pali. Ha rischiato il giallo Becchi. Il destro intanto raso terra di Piaz. Poi Piaz va a scontrarsi con Becchi. Occhiataccia tra i due. Prova a portare tutti alla calma l'arbitro. Rimessa in gioco per la squadra di casa, dunque il pareggio di Mura a 4 dal termine, a freddo, ma bellissima l'azione degli ospiti. Pio, il cambio di lato, Ciaralli prova a farsi spazio con il fisico, è lui l'ultimo a toccare, sarà rimessa in gioco per il Cagliari.
Pareggio dunque di Mura, che ha segnato il primo gol per il Cagliari in questa Serie A2 2016-2017. Piaz, intervento di Pio in copertura, poi Serginho supera la linea mediana in questo istante. Ciaralli, buono nella fase difensiva, non tocca Victor Lopez. Rimessa ancora per il Cagliari. Pallonetto dall'altra parte alla ricerca di Albert, poi Piaz prova a mettere giù con la testa, l'intervento di Cerchiari, poi subito il contropiede, la scivolata perentoria che aveva anche colpito l'arbitro. Si era pensato a un'azione regolare, invece la sfera è ampiamente uscita. Rimessa in gioco per la Capitolina. Pio all'indietro, Becchi, Ciaralli, ritmi altissimi in questa prima frazione. Rischia in orizzontale la Capitolina, ma è buono il gioco di Pio. Vediamo se c'è la fischio dell'arbitro, non è così. Allora Pio, Ciaralli, poi Becchi fermato. Dalla scivolata di Victor Lopez. È rientrato in campo De Sì, il numero 3 per il Cagliari. È rimasta una scia di sudore sul parquet. Viene in questo momento tolta dai responsabili della squadra di casa. Pio difende la rimessa in gioco, poteva essere un'ottima chance per il Cagliari. All'indietro Ciaralli, Becchi, ancora Ciaralli. Il tocco ultimo è di De Sì. Cerchiari, ancora lui alla rimessa. Ciaralli, è rientrato Costi. C'è poco movimento senza palla in questa fase. Rischia Ciaralli, la conclusione di Piaz. Che occasione per il Cagliari, ha rischiato tantissimo la Capitolina Marconi con Ciaralli, che è andato a perdere un pallone sanguinoso al limite dell'area di rigore. Scampato pericolo dunque per la squadra di casa, che prova a riaffacciarsi in avanti con Costi. C'è un po' di spazio per Alfonso, l'autore del gol del vantaggio, poi il suo suggerimento deviato va a finire direttamente tra le braccia di Murru, che rilancia prontamente, poi ancora Alfonso, lotta in mezzo al campo e con la testa passò la sfera. C'è un fallo per un intervento a gioco pericoloso. Alfonso, Ciaralli, 1 contro 1 di Cerchiari, lì in mezzo per Alfonso. La chiusura di Serginho, grande disimpegno del capitano ospite. Poi ancora Serginho, si va a vedere anche in fase offensiva. Serginho con l'esterno, Ciaralli in copertura, mette in calcio d'angolo, anzi l'ultimo a toccare è il capitano rossoblù. Solo rimessa dal fondo per Rossi Merighi. Costi, lancio lunghissimo, ancora però errato. Rimessa laterale affidata a Serginho. Piaz, in difficoltà il Cagliari, buona la palla però per De Sì. De Sì, l'uscita di Rossi Merighi con le mani, rilancia subito all'indirizzo di Ugherani. Ancora Ugherani, face to face con Piaz. Ugherani prova in mezzo. Un minuto e 22 prima del duplice fischio del direttore di gara. Alfonso, c'è libero Ugherani, chiama ad uscire i suoi. Cocco, Costi,
prova a gestire il possesso in questa fase la Capitolina Marconi, poi Costi, anzi era Alfonso che è stato ingannato dal liscio di un avversario. La rimessa comunque è per la Capitolina Marconi. Ultimo giro di orologio di questa prima frazione, il risultato è di 1-1 frutto dei gol di Alfonso e di Mura. Suggerimento in mezzo che viene intercettato, poi c'è un fallo fischiato contro la Capitolina Marconi. Serginho, De Sì. Ottima chance in questo caso per il Cagliari con Mura all'indietro Serginho, dall'altra parte De Sì. Non c'è spazio per la conclusione, temporeggia ancora la squadra ospite con Piaz che prova adesso ad accentrarsi. Piaz, serie di finte, scarica all'indietro. De Sì. Albert. Non c'è spazio, si chiude bene la Capitolina Marconi che va anche a recuperare il pallone contropiede per la squadra di casa con Costi che prova la conclusione, il diagonale. Non c'è deviazione, sarà semplice rimessa dal fondo con le mani per Murru. 18 secondi. E poi squadre negli spogliatoi per la fine di questo primo tempo. Murru con le mani lunghissime in avanti alla ricerca di Piaz che commette fallo in attacco, calcio di punizione. Ugherani prova a gestire il possesso, la Capitolina, mancano 5 secondi. Costi, Pio non vuole rischiare, così come il Cagliari. La Capitolina termina qui il primo tempo, i primi 20 minuti. Si va al riposo sul risultato di 1-1 frutto dei gol, come detto, di Alfonso e Mura. Riparte in questo momento la ripresa con il primo possesso per la Capitolina Marconi. Uno a 1 il risultato ai termini dei primi 20 minuti di gioco. Pio. All'indietro per Costi, il portiere di movimento della Capitolina Marconi, in orizzontale alla ricerca sempre di Pio nel cerchio centrale del campo. Pio ha un po' di spazio, va dall'altra parte dove c'è Ciaralli, è uscito il numero 7, rientra anche Rossi Merighi in porta. Squadre schierate a campi invertiti dopo il primo tempo. Questa volta la Capitolina Marconi attacca da destra a sinistra, mentre il Cagliari viceversa risponde da sinistra a destra. Serginho. Ancora Piaz prova. Piaz all'indietro, Victor Lopez. Piaz, poi Albert dall'altra parte. Serginho, possibilità dell'1 contro 1, si va a vedere, viene servito Victor Lopez, contropiede Capitolina Marconi. Ugherani da quest'altra parte, c'è un po' di spazio, non arriva Ugherani, era Cerchiari che aveva cercato il suggerimento per il numero 8. Prova ancora Piaz con il destro, la conclusione in due tempi sventata da Rossi Merighi.
Prova in pressione il Cagliari, schiacciatissima la Capitolina Marconi che però ha buon gioco, poi il lancio all'indirizzo di Cerchiari non è preciso. Cerca il suggerimento, ancora sfera out. Possesso per Ugherani. Pallonetto sul secondo palo, Piaz si coordina, la chiusura pronta e tempestiva di Becchi. Il destro di Murru, poi Rossi Merighi, la conclusione, palla sul fondo ma l'arbitro aveva fermato tutto. Calcio di punizione in favore della squadra di casa a caccia della prima vittoria in questa Serie A2 dopo la promozione dello scorso anno. Se ne sono andati 4 minuti di gioco in questo secondo tempo, c'è un fallo richiesto dal Cagliari, non è di questo avviso il direttore di gara, proteste vibranti della panchina che non viene però accontentata. C'è spazio per Becchi, Ciaralli, Costi, si fa vedere in profondità Becchi, preferisce andare da quest'altra parte verso Di Pascasio, il neo entrato in questo secondo tempo. Costi, il palleggio che non va però a buon fine. Rossi Merighi, Costi, Becchi rischia qualcosa qui con il passaggio intercettato da Victor Lopez, poi Costi guadagna un buon fallo laterale. Lancio lungo in avanti. Pallone lungo, poi Serginio per il Cagliari. L'intervento di Ciaralli, buona possibilità per la Capitolina Marconi, l'intervento di Victor Lopez, scatena il contropiede di Piaz, caricato da dietro, non c'è fallo, si può giocare. Di Pascasio, Ciaralli in orizzontale, Becchi rallenta l'azione, ancora Becchi, Costi prova la conclusione, altissima. Fase di stallo in questo secondo tempo, non ci sono occasioni da segnalare, ci prova Alfonso, il pallone morbido alla ricerca di Becchi.
non c'è fallo di Becchi che lotta con Serginho, ancora Becchi difende il pallone dall'attacco del capitano del Cagliari, poi allarga dalla parte opposta, il suggerimento di Ugherani per Di Pascasio è sbagliato. Ancora il Cagliari, occasione per Mura, l'autore del gol del pareggio servito da Di Pascasio, anzi da Piaz. Chiedo scusa. Rimessa in gioco, recupera il Cagliari, poi va giù Alfonso, non c'è fallo, soltanto rimessa in gioco per il Cagliari che sembra in questa fase aver trovato la quadratura del gioco. Becchi difende il pallone dall'attacco di Piaz, rimessa dal fondo, affidata a Rossi Merighi, il quale rimette subito in gioco la sfera all'indirizzo di Costi. Costi aspetta un movimento di compagni che non c'è, va allora dalla parte di destra, ancora Costi, Di Pascasio, Becchi prova la conclusione, si accentra Alfonso in due tempi, Murru sventa il pericolo. Calcio d'angolo, Di Pascasio col destro, ancora una deviazione, ancora calcio d'angolo, o forse soltanto rimessa, vediamo un po' cosa comanda il direttore di gara. Sì, è rimessa. Sì, rimessa in gioco di Costi, pallonetto dalla parte opposta, si coordina Becchi, ancora una deviazione, questa volta sì che è calcio d'angolo. Il secondo del match in questa ripresa per la squadra in maglia gialla. All'indietro il pallone passa, Becchi va a sbattere sui cartelloni pubblicitari, la sua conclusione, rientra De Sì, sostituito Serginho. Piaz 1 contro 2, Piaz rischia di perdere il pallone, poi gioca molto bene la sfera per Mura. Dall'altra parte Mura, De Sì, ancora Mura, buono il tocco, intercettato, difende la rimessa in gioco. De Sì chiama lo schema, c'è Victor Lopez che dà indicazioni da dietro, prova ad inserirsi il numero 8 per fare spazio al Mura. Si gira bene Victor Lopez col destro, ancora Victor Lopez, palo. A dire la verità il pallone ha preso l'esterno della rete ed è uscito. Cerchiari, Ugherani, la finta poi si fa vedere, il pallonetto non è preciso, deve uscire dalla propria area di rigore. Murru con le mani lunghissime a cercare Victor Lopez, non è preciso il suggerimento e dunque rimessa in gioco ancora per la Capitolina Marconi, fase decisiva del match, il risultato è sempre fermo sull'1-1, Cerchiari ci prova dall'altra parte Costi, anzi era Alfonso, non c'è deviazione, ora può succedere davvero di tutto, il ritmo è ovviamente calato in questo secondo tempo dopo un primo veramente forsennato, senza soluzioni di continuità. Prova Cerchiari intanto, il destro deviato, sarà calcio d'angolo. Alfonso col sinistro deviato, sarà ancora rimessa laterale per la squadra di casa che spinge alla ricerca del nuovo vantaggio dopo quello di Alfonso pareggiato da Mura nei primi 20 minuti. Costi, rondarsene gran numero di Costi, il campo però non gli consente di raggiungere questo pallone, così come l'uscita di Murru, scusate, provvidenziale. Victor Lopez, adesso Mura, l'ultimo tocco è di Cerchiari,
quindi Mura, anzi è Albert. Adesso Mura riceve il pallone 1 contro 1, rischia sulla pressione di Ugherani, contropiede Capitolina Marconi, è buono il pallone per Alfonso, c'è Costi, controllo di Suola, Costi se ne va sull'auto di destra, Costi in mezzo, è uscito il pallone, sarà rimessa per il Cagliari. 8 minuti in questa ripresa, risultato fermo sull'1-1 del primo tempo. Messa in gioco, ha provato a spazzare via Ugherani, continui ribaltamenti di fronte, squadre stanche, come detto dopo il primo tempo davvero a ritmi elevatissimi, provano a spingere i tifosi, il pallonetto intanto Mura prova a coordinarsi, respinge Becchi. Mura prova col sinistro, non c'è deviazione, altissimo, si spiega con Serginio, poi Rossimerighi prova a cercare in profondità un compagno, Ugherani si inserisce, la copertura perfetta di Serginio, poi non si intendono i due giocatori, ancora ribaltamento di fronte, chiude Albert in fallo laterale proprio sotto la vetrata del pubblico presente in tribuna, tribuna esaurita come potete vedere dalla nostra inquadratura. Si spiega Cerchiari intanto con il direttore di gara, anzi Ugherani. Becchi provano lo schema a sorpresa, non si fa sorprendere invece Mura, c'è da quest'altra parte completamente solo Ciaralli, viene servito 1 contro 1, Ciaralli preferisce servire in orizzontale Ugherani, Ugherani prova la conclusione addirittura con il petto, Serginio mette fuori, ancora calcio d'angolo. Ugherani nel mezzo, Pio, un po' di spazio per il numero 2 che però non riesce a sfruttare a dovere l'occasione che si è creata con il buon pallone di Ugherani in mezzo. Non ci sono problemi per Murru che rilancia subito lunghissimo, esce di testa Rossimerighi dall'area. Davvero un'ottima partita dell'estremo difensore della Capitolina Marconi che nulla ha potuto sul gol di Mura, davvero una grandissima azione quella del Cagliari che ha portato anche al gol. Lancio in avanti, deve intervenire Pio, bravo Piaz, l'ultimo tocco è del giocatore del club di casa, Serginio chiama lo schema, all'indietro si fa vedere Albert, non viene servito, dall'altra parte Dessi prova a coordinarsi, il numero 3 era già fuori, le proteste si beccano i due, l'arbitro richiama Dessi, va a spiegarsi Dessi con il direttore di gara, ha avuto un battibecco con Becchi. Serginio prova ad incunearsi, ancora Serginio, c'è un po' di spazio per la puntata, il gol del Cagliari che si porta in vantaggio con Albert, 2-1, rimonta completata. Clamoroso qui al Palatoliv, il Cagliari si porta in vantaggio con il gol di Albert che fissa quello di Mura e ribalta il risultato. Capitolina Marconi frastornata, prova subito a cercare del pareggio con il sinistro deviato di Ciaralli, sarà calcio d'angolo.
calcio d'angolo battuto, il pallone in mezzo, facile preda di Murru. Riparte il Cagliari velocissimo con Victor Lopez, anzi era Albert. Ciaralli deve scuotersi la Capitolina Marconi dopo il vantaggio in questo secondo tempo. Gara, come detto, equilibratissima, soltanto un episodio poteva sbloccarla, è arrivato, è il gol di Albert. Vediamo la reazione, se ci sarà tempestiva del club casalingo. Il numero di Becchi non si fa superare, Albert contropiede con De Si, dall'altra parte chiama il pallone Piaz, la conclusione in diagonale, va a flirtare con il vantaggio, con il doppio vantaggio, anzi il Cagliari, sempre 2-1. Pio, Ciaralli, morbido in avanti il suggerimento possesso Cagliari. Costi mette giù, ottimo il numero del numero 10 che se ne va, poi serve dall'altra parte Cerchiari. La carica di Serginho, fase calda del match, 10 al termine, ultimo quarto di gara. Ugherani, Costi, si copre bene adesso il Cagliari, forte del vantaggio, non ha intenzione di pressare oltremodo. Cerchiari, attaccato Ugherani, si deve ricominciare da Costi, prova la verticale, si salva Murru in calcio d'angolo, battuto velocemente in mezzo. Costi prova un corridoio, Pio non riesce a chiudere lo scambio con Ugherani, si alza l'incitamento della Capitolina Marconi, del pubblico della Capitolina Marconi. Rossi Merighi rischia poi perfezione di disimpegno. Costi, Cerchiari con il destro, murato dal provvidenziale intervento di Serginho che perfeziona anche il disimpegno, subisce fallo, calcio di punizione, chiede scusa sportivamente Cerchiari, grande giocata di Serginho. Calcio di punizione dunque per il Cagliari, in vantaggio per 2-1, poi sbaglia Mura, recupera bene il numero 10, possibilità per il contropiede del Cagliari, Piazza, un po' di spazio, Piazza, il palo e poi sbaglia clamorosamente Victor Lopez, rischia la Capitolina. Rischia il tracollo la squadra di casa con il palo colpito da Piaz, poi Victor Lopez non è riuscito nel tap-in che avrebbe potuto davvero chiudere il match. Di Pascasio, deve reagire la Capitolina frastornata dal vantaggio. Intanto il numero di Victor Lopez, dall'altra parte Serginho, ancora Victor Lopez, Rossi Merighi, riparte immediatamente, tornano ad alzarsi i ritmi in questo ultimo quarto di gara. Ugherani, la verticale di Pascasio, l'uscita di Murru, Serginho, prova il numero 5,
con calma all'indietro il Cagliari vuole gestire il possesso, il vantaggio, facendo scorrere i secondi. Un po' sulle gambe la Capitolina, Murru, anzi Mura, buono il triangolo, ancora Mura, 1 contro 1, Mura, palla out, rischia ancora la Capitolina. Becchi prova ad alzarsi, vince da Mura, ai danni di Cerchiari, invocano il calcio di rigore, non c'è nulla però per il direttore di gara, si può giocare la puntata tentata da Victor Lopez, poi Costi, buono il numero Costi in mezzo, clamoroso l'errore sul secondo palo di Cerchiari, è rimasto a terra Murru. Si riprende a giocare dopo l'infortunio occorso a Murru, curato però dai sanitari. 7 minuti esatti al termine, 2-1 per il Cagliari qui al Palatuliv. Ugherani, Costi, il Cagliari però riparte velocissimo, il palo di Becchi, calcio di punizione, ammonizione per Becchi, che viene infatti sostituito dal tecnico Beccaccioli. Calcio di punizione per il Cagliari. Albert sul pallone, l'autore anzi del gol del vantaggio, all'indietro per Victor Lopez, poi il lancio lungo di Murru, Ciarali di testa, Piaz, Albert, corrono i secondi preziosi per il Cagliari, 2-1 il risultato per gli isolani. Lancio lungo per Serginho, cosa ha sbagliato Albert? Grande palla di Serginho, Albert si divora il 3-1. Brivido ancora una volta per la Capitolina Marconi, che per 3 volte ha rischiato di subire il terzo gol, quello probabilmente del KO. Un po' stanca nella ripresa la squadra di Beccaccioli. Ciaralli, Ugherani, attaccato da Albert, non c'è fallo, contropiede, 1 contro 1, se ne va Victor Lopez, subisce una carica, l'intervento di Ugherani, provvidenziale. All'indietro la rimessa, c'è il controfallo ai danni di Victor Lopez, rimessa invertita, Costi cerca un'idea, si fa vedere dalla parte opposta Ugherani, Cerchiari, non trova spazio la squadra di casa che prova con il palleggio, Ciaralli, si fa vedere ancora il numero 7, sbaglia però il passaggio, allora 2 contro 2, Piaz ha la possibilità del 3-1, ancora Piaz, l'errore del numero 7. Sembra non averne più la Capitolina, il Cagliari sta più volte flirtando con il gol del 3-1 che potrebbe chiudere i giochi. Il pallone è uscito, Pio non è riuscito a mantenerlo in campo, sarà ancora una volta rimessa in gioco preziosissima per il Cagliari. Serginho,
ancora un lancio lungo, tanta imprecisione in questa fase. Rientra Mura, l'autore del gol del pareggio momentaneo per il Cagliari. Pio, ci riprova la Capitolina, prova a sfondare Cerchiari, non c'è fallo. Murru, contropiede Cagliari, si avventura Murru, mamma mia che rischio, poi il pallonetto, non c'è il portiere, c'è un fallo fischiato dal direttore di gara che va ad ammonire Murru, ammonizione per Murru. Sale l'urlo del Palatulib, la Capitolina Marconi è in difficoltà e ha bisogno di un episodio per pareggiare questo match. Chiede che la distanza sia rettificata dal pallone del punto di battuta, scusate, Mura. Poi Becchi, va in pressione il numero 10 del Cagliari. Costi, si allunga il pallone Costi, poi riesce a mantenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco. Becchi, ancora Ciaralli, buono il pallone in profondità, del colpo di testa all'indietro di Mura che rimane anche a terra, chiede che il pallone venga messo out, è un suo compagno, infatti lo fa Serginho. Problemi per Mura che si rialza prontamente, si va a chiarire anche con Becchi, normalissimo contrasto di gioco. Restituisce il pallone la Capitolina al Cagliari. 4 minuti di gioco scarsi per la Capitolina per cercare il gol del pareggio. Rimessa in gioco affidata a Rossi Merighi. Costi. In orizzontale Costi, cerca un'idea. Prova Becchi, ancora Costi, non sa chi dare il pallone. Il playmaker del club in maglia gialla, sempre Costi in possesso della sfera, cerca Becchi, non lo trova, trova invece la chiusura pronta di Albert, ancora Albert, da quest'altra parte Sergini, prova l'esterno filtrante per Mura. Time out richiesto dalla Capitolina Marconi. Giocherà in questo frangente con il portiere di movimento la Capitolina Marconi e Cerchiari. Vuole tentare il tutto per tutto Beccaccioli. Costi. Fase cruciale del match, 3 minuti alla fine. Pio. Il possesso della Capitolina, la ricerca del pertugio giusto che potrebbe portare al gol del 2-2. Non deve sbagliare nulla però la squadra di casa. Ciaralli cerca il movimento dei compagni. Ugherani va alla conclusione, rischia tantissimo il numero 8. Serginho in pressione, recupera però bene la posizione la squadra di casa. Ancora possibilità dunque per tentare l'azione del 2-2. Pio. Costi si accentra, poi serve Ciaralli, non c'è spazio per la conclusione.
Ugherani, Costi, non trova Spiragli, il tempo però scorre, Ciaralli, la conclusione, la parata di Murru, poi il contropiede, nulla di fatto, si può ricominciare da dietro. 1 minuto e 40 alla fine di questo match, 2-1 per il Cagliari qui al Palatulib. Prova con il portiere di movimento, ancora una volta la Capitolina Marconi. In orizzontale Pio. Prova a velocizzare l'azione, Ciaralli, Pio, Costi. Nulla da fare, ancora 1 contro 1 di Ugherani, Pio, Costi. Davvero difficile trovare Spiragli nella difesa sarda. 1 minuto in questo momento, ultimo giro di lancette al termine del match. Ciaralli controlla male, occasione per Murru con le mani, lancio lunghissimo, non c'è il portiere, la copertura di Ugherani, rischia tantissimo ma il pallone se ne va sul fondo, ci ha provato Piaz. 45 secondi e poi sarà il triplice fischio. Pio va in pressione solitaria Piaz, lasciando però scoperta la sua zona di competenza in difesa, la verticale. Piaz all'occasione scivola un avversario, Costi recupera, c'è il fallo ai danni di Ugherani, si gioca Pio, 27 al termine, in orizzontale Costi vuole trovare l'azione come sempre delle 2-2, Costi la puntata, palla fuori. Murru, la porta è scoperta della Capitolina Marconi, ultima chance Ugherani, 15 secondi al termine, Ciaralli perde il controllo della sfera, Murru, lancio in avanti, 10 secondi al termine, il colpo di testa, rischia tantissimo con il palo, la palla è ancora buona, 3 secondi, Ugherani, non c'è fallo, poi ci riprova, il pallone finisce però fuori. Triplice fischio dell'arbitro, il Cagliari vince 2-1 al Palatulib in rimonta al gol nel primo tempo di Alfonso, risponde sempre nella prima frazione Mura, poi nel secondo tempo Albert regala la vittoria ai sardi.